L'obiettivo principale oggi come oggi, tramite anche l'ultimo bando dello Smart Tourism della Regione, è quello di arrivare alla DMS, quella che viene tecnicamente chiamata così. Di fatto è un sito attraverso il quale il turista che arriva nel Delta, e non solo, diciamo in tutta l'asta anche del Po, può di fatto programmare il proprio viaggio e quindi non solo prenotare dove andrà a dormire, ma anche scegliere quelle che sono le manifestazioni che magari vuole seguire, o una sagra a cui vuole partecipare, o prenotare un giro in barca nel Delta, piuttosto che la bicicletta per fare i percorsi palladiani. Ecco, questo è un po' credo l'evoluzione di quella che è l'offerta turistica che questo territorio deve assolutamente darsi se vuole riuscire ad incrociare quello che è oggi il turista moderno, che da casa è abituato a prenotare tutto a 360 gradi, e quello che è anche l'offerta qualificata di un territorio che vuole assolutamente crescere.